Bentrovati amici, le cronache ci parlano spesso di giovani violenti che girano armati, di periferie che vivono nel degrado e di tanta microcriminalità che c'è in queste zone periferiche delle nostre città. Ma non è solo questo, ci sono tante persone che si spendono invece per seminare speranze. Si tratta di associazioni, di volontari che puntano tutto sui giovani di questi luoghi molto spesso abbandonati dalle istituzioni. Oggi vogliamo far emergere il buono che c'è nelle periferie della Sicilia, delle nostre città, e ne parliamo con Marco Pappalardo, che è il direttore dell'ufficio regionale della pastorale scolastica della Sicilia, della CESI, e poi in collegamento abbiamo la presidente dell'associazione Talita Cum, Giuliana Gianino. Possiamo dire da tantissimi anni lei e la sua associazione sono impegnati nel quartiere di Librino a Catania, proprio lavorano con tutte le fasce d'età, dai piccolissimi ai ragazzi più grandi. La volontà è quella appunto di trasformare, credere che un mondo migliore sia possibile e lavorare per realizzarlo. Io partirei proprio con Giuliana. Giuliana, quali sono le vostre attività per rendere migliore il posto in cui avete deciso di spendere energie e tutta la vostra attività? Buon pomeriggio, grazie per questo invito. L'associazione Talitacum è presente veramente ormai da tanti anni, credo che siamo ai 18 anni, siamo arrivati alla maturità. In particolare siamo presenti nel quartiere di Librino, grazie all'opera Segno Talitacum voluta dalla Chiesa di Catania. È un centro per minori aperto dalle 8 del mattino alle 8 di sera. La mattina c'è un servizio di asilo nido, uno spazio gioco per minori da 18 ai 24 mesi e tutto un servizio attorno di sostegno alla genitorialità, con incontri con i genitori, insieme ai bambini, con le famiglie. E il pomeriggio c'è un centro aggregativo per minori dai 6 ai 18 anni, con diversissime attività che vanno dal sostegno scolastico a attività sportive, ricreative, musicali. Da quest'anno abbiamo un nuovo centro chiamato Libera Talenti Librino, dedicato tutto agli adolescenti, dove ci sono attività specifiche come corsi rap, corsi sportivi all'aperto, di sport di strada come il calisthenic, il surskate, e poi tutte delle attività in cui gli adolescenti possono sentirsi soprattutto ascoltati, possono esprimersi, conoscere tutte le loro potenzialità, i loro carismi, i loro talenti, e lì dove ci sono percorsi di ragazzi che magari hanno sbagliato, quindi che sono nel circuito penale, possono essere accompagnati con psicologi ed educatori a fare un percorso di rinascita, di scoperta o di possibilità, perché molto spesso sbagliano perché nel loro piccolo percorso di vita, magari 14-15 anni, non hanno avuto possibilità di conoscersi in modo diverso. Giuliana, in tutti questi anni, stiamo parlando di 18 anni di attività, quindi non sono assolutamente pochi, ci sono elementi che vi fanno ben sperare che qualcosa possa realmente cambiare o che sia già cambiato? Ecco, i ragazzi come rispondono a queste vostre iniziative? Si coinvolgono e poi in realtà voi vedete un cambio di vita, anche di mentalità da parte dei genitori? Certo, la passione di esserci da 18 anni è incontrare i piccoli che sono diventati grandi, che sono diventate mamma e papà e che adesso fanno parte della nostra comunità educante, dove i genitori sono protagonisti e spesso sono ragazzi che hanno iniziato da piccoli a frequentare il nostro centro. Sicuramente ci sono ragazze che oggi, ad esempio, lavorano come estetista, un ragazzo che si è iscritto all'università, ma tanti ragazzi, posso raccontare tante storie di cambiamento. Il cambiamento è possibile, è necessario però fare un lavoro integrato tra terzo settore ed istituzioni. Noi lavoriamo molto in sinergia col Tribunale dei minori, con i servizi sociali, abbiamo un lavoro intenso, con la scuola
La scuola è molto presente al librino, lavorano tanto gli insegnanti e quindi insieme alle famiglie e insieme ai ragazzi, i ragazzi sono inclusi nella comunità educante e sono protagonisti. E il cambiamento sicuramente è possibile, un cambiamento che non è soltanto del singolo, quando ci sono delle prese in carico importanti, ma che piano piano diventa culturale. Grazie Giuliana. Vorrei chiedere invece a Marco il ruolo della scuola e della pastorale scolastica. In Sicilia lo sappiamo, c'è una grande dispersione scolastica. Ecco, qual è l'impegno invece per quanto riguarda l'ufficio regionale della CESI? Si tratta di prendersi cura delle tante realtà che nel nostro territorio, e sono variegate davvero, hanno a che fare con gli studenti di ogni ordine e grado, ma al contempo anche con il personale della scuola, i docenti, il personale ATA, in collaborazione con i dirigenti. Non si tratta di un'invasione dell'ambito ecclesiale all'interno della scuola, per lo più pubblica statale, anche se ci sono le tante scuole cattoliche che resistono e hanno davvero un ruolo determinante e fondamentale, così come le associazioni che si dedicano alla scuola, ma di mettersi in ascolto delle esigenze, promuovere delle iniziative, offrire per esempio nel tempo della non scuola, per esempio nel pomeriggio, attività che possono essere a servizio anche dei più piccoli, ma allo stesso tempo lo sono dei più grandi. Abbiamo parlato in passato altre volte qui quando sono nati gli amici di Rosso Malpelo, per esempio nella nostra diocesi di Catania, e di questi ragazzi, che ora sono più di 200, che in tutto il territorio diocesano una volta a settimana, tutto l'anno scolastico, accompagnati dai loro insegnanti, ma anche da insegnanti in pensione, fanno volontariato, recupero scolastico e anche animazione dei più piccoli nei quartieri in difficoltà, e quindi essi stessi nel frattempo crescono da adolescenti. Marco, tu sei anche un insegnante, hai scritto anche un libro, proprio è un dialogo con una studentessa. Ecco, come ti spieghi questa violenza, questa aggressività che hanno molti ragazzi, che poi sfocia in atti anche criminali? Le cronache sono piene purtroppo di gesti violenti, di omicidi compiuti da giovanissimi, ragazzi che hanno appena 15, 16, 18 anni, ragazzine che picchiano altre coetanee. Ecco, c'è questa carica di aggressività e di violenza che un po' fa paura. Sicuramente come dire, le cronache fanno impressione, quindi non sono tutti così, lo sappiamo. Però ecco, come si può spiegare questo tipo di atteggiamento e di violenza gratuita spesso? Non nasce dal nulla, non è solo delle periferie, ci sono tante periferie che stanno al centro delle nostre città, non nasce solo da problemi in famiglia, né tantomeno nella scuola, da cercare altrove, perché poi è spesso facile puntare il dito contro una realtà o pensare che sia una di queste solamente che debba risolvere le questioni. Certo è che la rabbia c'è, quando non è rabbia è ansia, e accanto alla dispersione scolastica, quella di cui si parlava, esiste anche una sorta di, che io chiamo, disperazione scolastica, cioè di ragazze e ragazzi che a scuola ci stanno, ma è come se non ci fossero, che ci sono e hanno crisi d'ansia, oppure non riescono a sognare, a progettare per se stessi, e quindi poi fanno anche delle scelte che sono a volte legate anche alle dipendenze, e ciò chiaramente limita la loro capacità anche di giudizio, di riflessione. Poi c'è un discorso di modelli. Prima di guardare solo a loro bisogna guardare i modelli, a noi stessi basta girarci intorno, camminare per strada, guidare, trovarci negli uffici pubblici, ma anche in situazioni più semplici ci rendiamo conto che da adulti non è che facciamo una bella figura sotto questo profilo, e loro sin da piccoli ci guardano, questo è inevitabile. Quindi non è solo tanto un fatto, è un fatto culturale, sociologico, generale, non è legato al grado di istruzione neanche, perché ho delle famiglie bene o meno bene, se vogliamo definire così, perché sappiamo che questi episodi accadono in tutti i contesti, in tutte le situazioni, basta analizzare e ci accorgiamo, il famoso era un bravo ragazzo, era una brava ragazza, ma la questione è davvero che cosa ha nel cuore. Allora lì porsi in ascolto, ascoltare davvero le loro domande, permettere loro di esprimersi, e l'altra questione secondo me è fondamentale, permettiamo a questi ragazzi di esercitarsi nel bene, di fare il bene sin da piccoli. Ragazzi fanno piscine, palestra, fanno musica, qualunque cosa bellissima e serve, è formativo per il corpo, per l'anima e per lo spirito. Se li spingessimo a fare volontariato sin da piccoli, da ragazzi, quel tempo sarà tutto tempo prezioso che ci ritroviamo dopo, e soprattutto belle risorse dal cuore grande. Sarà più difficile fare il mare se iniziamo a fare il bene da ragazzi, perché ci abituiamo a qualcosa di bello e di grande. Ci abituiamo anche a vedere gli effetti del bene che facciamo, cioè
come dire, la gioia di chi accoglie anche un nostro gesto, una nostra iniziativa. Ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità, poi torniamo subito dopo. Vorrei ricordarvi il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005. Con un messaggio, se volete, potete comunicare con noi, condividere uno spunto di riflessione, una domanda. Ci vediamo tra poco. Eccoci, stiamo parlando di giovani, della violenza, di atti, di omicidi che sono avvenuti negli ultimi periodi ad opera di ragazzi veramente molto giovani, ma stiamo soprattutto focalizzandoci sul bene che si fa e che viene fatto nelle periferie delle nostre città. Ci sono volontari, ci sono associazioni che si impegnano per cambiare il mondo, o comunque quella porzione di mondo che hanno deciso di affrontare e di focalizzare la loro attenzione, tutte le loro energie. E ne stiamo parlando con Marco Pappalardo, che è il direttore dell'ufficio regionale della pastorale scolastica della Cesi, e con Giuliana Gianino, presidente dell'associazione Talitacum, da 18 anni presente questa associazione nel quartiere Librino di Catania. Un altro argomento che vorrei affrontare con voi è quello del no di certi adolescenti, non riescono ad affrontare il no che può venire dalla vita. E mi spiego meglio. Abbiamo saputo, abbiamo raccontato di ragazzi che uccidono la loro ragazza solo perché questa non vuole più stare con loro. Al contempo ragazzine che invece per gelosia litigano con altre, e però in maniera molto pesante, poi i video girano sui social. Ecco, c'è questa specie di disordine, no? Morale, psicologico. Perché non riescono ad affrontare quelli che possono essere i limiti che la vita ti può mettere di fronte? Intanto perché a questo si viene educati sin da piccoli. Quindi è chiaro che poi nell'adolescenza, se hai avuto sempre sì o hai avuto sempre no, è chiaro che non sai distinguere poi bene l'uno dall'altro nel momento in cui arriva quel no che in teoria ti aiuta a crescere. Però se non si è abituati a questo, soprattutto poi a un dialogo e anche a delle motivazioni, perché non bastano neanche no, questa cosa non si deve fare, o si fa tranquillamente se non poniamo delle motivazioni. Questo a tutti i livelli, sia nelle famiglie ma anche nei luoghi educativi. Non possiamo far finta che questo sia un problema sempre degli altri. L'altra questione è legata alla difficoltà a fare fatica, perché un no implica la fatica, no? Ma poi anche quella fatica fisica che è poi il tempo dello studio, a volte anche quello dello sport, perché c'è anche un calo nell'adesione allo sport, oppure quell'iniziare delle attività musicali, artistiche e così via, che poi dopo un attimo non riescono più a portare avanti, o del mantenere l'impegno delle cose che prendono, a volte anche negli affetti, per esempio, è veramente complicato. Dall'altro lato poi soprattutto in relazione al rapporto ragazzo-ragazza, uomo-donna, c'è un problema secondo me molto grosso che è legato ormai allo sdoganamento della pornografia, e questo naturalmente pone un'altra serie di limiti, perché lì tutto è possibile, perché è quello che vedono, è purtroppo diffusissimo, ma è tutta costruito per quel motivo. Loro non riescono a distinguere, perché non hanno proprio le categorie ancora neanche mentali, psicologiche, per poter capire che non funziona così poi nella realtà. E l'ultimo problema è quello di ritrovarsi in qualcosa, in qualcuno, cioè se io non mi ritrovo in qualcuno che è disposto a ricambiarmi così come io voglio essere, non rispetto dell'altro, io non esisto, che poi è lo specchio dei social. Questo non sentirsi a proprio agio quando c'è una difficoltà e quindi reagire in maniera spropositata. Ecco, io credo, Giuliana, che molto dipenda anche dalle famiglie, perché sappiamo che anche, non solo parlando con dei docenti, ci sono i genitori che tendono sempre a giustificare i propri figli, i comportamenti dei propri ragazzi. Non solo i ragazzi non sanno accogliere un no, ma sono anche le famiglie che non sanno accettare il fatto che il proprio figlio si sia comportato male. E tutto questo credo che sia una specie di circolo vizioso, insomma, dal quale è difficile uscire, e dal quale oltretutto voi come educatori, come volontari, non so come riuscite ad entrare in queste dinamiche, se riuscite a scardinarle.
Noi facciamo un lavoro di accompagnamento proprio ai genitori, quindi facciamo degli incontri, sono molto produttivi gli incontri tra genitori, come se si formano dei gruppi di mutuo aiuto, dove si parla insieme, si discute dei propri problemi, delle proprie difficoltà. Consideriamo anche, quando parliamo dei giovani, degli adolescenti, dei ragazzi, parliamo come se fosse un percorso unico e una linea dritta che sta crescendo, però in realtà a noi capita di accompagnarli per tanti anni e nella loro vita, nella vita familiare accade molto. Può accadere un padre che non c'è più, un padre che è in carcere, una mamma che muore, un fratellino che ha una grave malattia, dei disagi economici molto importanti. Tante sono i fattori no, che nella vita coinvolgono tutta la famiglia. Una cosa che noi notiamo è accompagnare, è importante dare uno spazio dove le famiglie possono anche fare comunità insieme, perché un no culturale, no? Ad esempio l'utilizzo del telefonino troppo presto, prima dei 12 anni, dei 10 anni, fatto insieme a più famiglie, e quindi il ragazzo vede che è qualcosa di condivisibile, no? Sono dei valori che più famiglie condividono, è diverso che una famiglia che combatte, tra virgolette, da sola. E poi c'è l'ascolto e la formazione un po' di quello che è il cuore dei ragazzi, la loro affettività, le loro emozioni. C'è forse proprio un'analfabetizzazione delle proprie emozioni, quindi noi quando facciamo attività che possono essere sportive, possono essere di teatro, cioè i ragazzi dell'associazione inventano la qualunque, però in realtà ci poniamo degli obiettivi, quindi fanno parte di una programmazione, e uno di questi obiettivi è proprio far conoscere il ragazzo, la sua interiorità, stare lì dove è il cuore del ragazzo. E piano piano farlo conoscere. Facciamo anche dei percorsi insieme anche ad altre associazioni di crescita di sessualità. Molto spesso i nostri ragazzi hanno una visione della sessualità molto aggressiva, quasi una lotta di potenza, di relazioni. Ecco, questo è un cammino da fare insieme, che parte sempre però dall'ascolto e dal creare uno spazio sicuro dove il ragazzo possa crescere e possa avere dei modelli, dove possiamo comunque parlare di valori, di solidarietà, di ascolto, di vicinanza. Non sono cose scontate, e sono queste che allenano tutto ciò che fa parte di noi, l'intelligenza, il cuore, l'emozione, la memoria. Giuliana, a volte ci sono delle memorie ferite. Sì, esatto. Quindi siete come dire, dei pedagogisti, degli educatori, e quindi su quel fronte, su quella linea vi muovete soprattutto. È importante e interessante, Marco, quanto ha detto Giuliana Giannino, il fare rete tra le famiglie, perché se delle famiglie decidono, ecco, che il telefonino non deve essere usato prima di una certa età, non si trovano sole. Questo delle famiglie, lavorare, ecco, voi in ambito scolastico, che tipo di approccio avete con le famiglie? È sempre difficoltoso? Perché poco fa accennavo al fatto che i genitori tendono sempre a giustificare il figlio, addirittura a prendersela con un insegnante se il figlio ha preso un brutto voto, si è comportato male a scuola. Ecco, cosa si può fare nelle scuole per educare un po' anche i genitori, perché mi sembra che di questo si debba parlare adesso. Sì, in Africa si dice che è il villaggio che educa, che da soli non si può educare certamente. La scuola ha il limite delle valutazioni, dei numeri, dei voti, tanto che in alcune realtà scolastiche si sta riflettendo sulla questione che sembra così semplicemente tecnica del registro elettronico. Ecco, ci sono situazioni in cui, messo il voto, all'istante già arriva la comunicazione del genitore che deve parlare perché è successa questa cosa o quell'altra proprio all'istante, e tanto che ci sono anche correnti di pensiero che dicono, ecco, distanziamo questa pubblicazione dei voti, diamo il tempo anche al ragazzo o ragazza di poterne parlare ai genitori con calma, di poter riflettere anche su cosa è successo e come è accaduto, anziché subito fare questo tipo di interventi. Il paradosso, sai qual è? Che questi genitori, quando arrivano da noi, ci raccontano che loro sono cresciuti con dei genitori che affidavano tutto agli insegnanti, almeno questa generazione, dicendo mio figlio, anzi, se si comporta male poi ci penso io. Però in realtà poi nei fatti, in media, si comportano al contrario, diversamente, cioè affermano di essere cresciuti con quei genitori loro, i nonni di questi ragazzi che abbiamo
diciamo noi, però poi nei fatti non riescono a distaccarsi realmente da un lato. Dall'altro lato ce ne sono tanti che sono pronti e disponibili al confronto, attenzione, se ne rendono conto soprattutto quando ci sono le maggiori difficoltà dei ragazzi, che non sono i numeri dei voti, ma sono poi quelle questioni vere che sorgono, vengono a galla, tant'è vero che spesso sono loro a chiedere aiuto alla scuola e dicono: ma voi come vedete questi ragazzi? Altre volte queste luci, le lampadine le dobbiamo accendere noi. Purtroppo sul piano formativo però dobbiamo essere onesti, la scuola riesce a fare veramente ben poco, perché anche quando si propongono iniziative formative, chi partecipano quei genitori che teoricamente non ne hanno bisogno. E invece per quanto riguarda i ragazzi, come ufficio della pastorale regionale, quali sono le iniziative che state mettendo in campo, che avete messo in campo? I nostri ragazzi hanno, chiaramente nelle diverse diocesi si fanno tantissime cose, ognuno per sé. Ci sono però dei momenti che sono tipici legati all'anno scolastico. Partiamo per esempio dalla presa in cura e carico, per esempio delle parrocchie, delle associazioni e movimenti nel momento dell'inizio dell'anno scolastico, una benedizione, un'attenzione a questi. Ci sono i percorsi di accompagnamento allo studio, le aule studio che permettono anche ai più grandi di aiutare i più piccoli. Ci sono i momenti dell'anno particolarmente significativi, penso alle festività natalizie, ma penso anche alla preparazione agli esami di maturità e l'attenzione ai maturanti. Poi ciascuno promuove anche iniziative come i concorsi, come quello qui a Catania, Volare Alto, che per tutto l'anno ha riflettuto sulla figura di un modello come loro, di ragazzo come Carla Cutis, che la cui premiazione sarà proprio alla fine di questo mese. E poi la possibilità di iniziative di collaborazione e volontariato e anche di percorsi significativi, perché poi le scuole sono coinvolte anche dalla Caritas in tante attività, da Locanda del Samaritano, in mille altre attività, ma poi questi stessi ragazzi di cui noi parliamo sono gli stessi che poi si mettono a servizio del Talitacum, che divenuti poco più grandi fanno la scelta di fare il servizio civile, che sono nei cammini scout, nei gruppi che fanno un cammino di fede, nei tanti che si stanno preparando proprio in questo periodo a essere gli animatori dei Gresti. Alcuni hanno ancora 14-15 anni e sono un numero straordinario se li dovessimo contare tutti, gli stessi che abbiamo nella scuola. Ecco, il lavoro che cerchiamo di fare è quello di fare sintesi, no? Tra la vita e la scuola. Non sono due mondi separati, ma sono due mondi che si integrano. Giuliana, quali sono le difficoltà che avete? Perché voi ci mettete anima e cuore, lo sappiamo, abbiamo sempre seguito le vostre iniziative, le vostre attività. Ecco, ma quali sono le difficoltà che voi incontrate nel territorio e soprattutto in che modo le istituzioni rispondono, se rispondono, e cosa in più dovrebbero fare per darvi una mano d'aiuto? Sicuramente i nostri ragazzi arrivati a 14, 15, 16 anni hanno subito il problema dell'inserimento lavorativo, di famiglie che hanno difficoltà economiche importanti, e quindi per noi la cosa difficile è accompagnarli a realizzare quello di cui gli parliamo tanto durante l'infanzia, quello di essere dei cittadini attivi, quello di poter realizzare veramente i propri sogni, le loro capacità. Noi devo dire che negli anni lavoriamo sempre più in sinergia con le istituzioni. Sicuramente, soprattutto al sud, c'è una carenza di finanziamenti, difficoltà ce ne sono rispetto al bisogno che è molto ampio. E si tratta anche di fare molta rete tra il terzo settore e le istituzioni e di essere sempre in ascolto, in sinergia per trovare le strategie migliori, ma a più livelli, perché il cambiamento deve essere davvero culturale, quindi non si può fare solo ad un livello, per trovare sempre nuove strade che possono dare futuro ai ragazzi che frequentano un liceo, ai ragazzi che frequentano una scuola professionale, ai ragazzi che dopo la terza media devono subito inserirsi nel mondo del lavoro, e oggi sono tanti. Quello che non possiamo più permettere è che un ragazzo abbia un abbandono scolastico nel 2025, e su questo Catania si è messa in sinergia a tutti i livelli perché non sia possibile dare il diritto allo studio, alla formazione, alla crescita anche interiore per tutti i ragazzi. Grazie Giuliana, siamo quasi in chiusura. Marco, come rispondono i presidi alle iniziative che vengono lanciate dall'ufficio diocesano nelle varie diocesi e dall'ufficio regionale? Ecco, queste iniziative riescono a penetrare un po' in tutte le scuole o avete anche lì difficoltà? Nella maggior parte dei casi c'è attenzione, spesso soprattutto i vescovi e arcivescovi vengono chiamati e invitati
proprio loro corrono, no? Proprio la scuola diventa una priorità. Dunque questa attenzione c'è, può capitare, come è normale, che ci sia qualcuno che pensa possa essere un'ingerenza della Chiesa, attività della scolastica, ma insomma in realtà poi sono veramente pochi, perché proprio nell'ottica di questo tema del lavorare, del camminare insieme, e anche a livello di territorio, dove c'è una scuola in media c'è una parrocchia, c'è un'associazione religiosa, quindi dove si lavora insieme i ragazzi sono sempre quelli, sono gli stessi, dunque accerchiarli benevolmente, no, per permettere loro di guardare la realtà in modo diversi non è una cosa da scartare, e chi è furbo, capace, una bella furbizia, vedete, comprende che diventano veramente delle risorse, quindi le risposte sono per lo più sempre positive, e anche quando è accaduto che qualcuno abbia posto all'inizio un limite, poi lavorandoci insieme, dialogando, trovandosi anche su piani opposti anche dal punto di vista proprio della fede, poi alla fine si è provati a trovare i punti di incontro. Un modello in questo senso, ci abbiamo riflettuto da poco proprio in un convegno regionale di pastorale scolastica, è proprio stato padre Pino Puglisi, che per anni ha lavorato e insegnato in una scuola il cui preside si dichiarava chiaramente ateo e non credente, ma con lui andavano nell'osteria del Tempo a mangiare e bere qualcosa insieme, lì hanno fatto le migliori discussioni. A un certo punto questo preside, allora all'inizio, poi si è pure convertito al cristianesimo e fu pure l'ultimo preside dei padre Puglisi, prima nella scuola in cui veniva ucciso, ma si trovavano già prima sul piano delle questioni più importanti. Dice: voi cercate la costruzione della pace, anche noi cerchiamo la pace, voi cercate la salvaguardia del creato, ma anche noi abbiamo a cuore la natura, voi cercate il bene di questi ragazzi, figuratevi la Chiesa e noi, io come pastore. Quindi ci sono dei punti totalmente in comune, bisogna solamente trovarli anziché guardare sempre le distanze e le differenze. Un'ultima domanda: tu hai avuto un colloquio, uno scambio di email, di lettere con una studentessa per tanti anni, che poi è sfociato in un libro, Virgilia il professore. Ecco, in tutti questi anni come l'hai vista cambiare e soprattutto cosa ti ha insegnato? Tu eri il professore, quindi in un certo senso nel nostro immaginario eri tu che insegnavi a lei. Ma in realtà lei cosa ti ha insegnato? Questa giovane ragazza che, insomma, nel corso degli anni avete avuto questo scambio epistolare. Innanzitutto chi avrà il piacere di leggere il libro si accorgerà che le parole di Virginia sono più delle mie, cioè lei ha detto e scritto più di me, che il filo lo regge lei dei discorsi e delle tematiche, sono tutte le tematiche del mondo dell'adolescenza e anche della nostra società. Da lei ho imparato a saper ascoltare, ho imparato anche la pazienza e il tempo, ho imparato a scegliere i termini giusti per parlare, a misurare, e ho imparato a lasciarmi stupire, perché è facile dare per scontato che io so più di loro o posso saperne di più o che la vita già mi ha insegnato qualunque cosa. Ho imparato a fare silenzio al momento giusto, perché a volte le parole non servono e bisogna solamente stare lì e accogliere quello che arriva. E poi ho imparato anche che si può ancora continuare a sognare alla mia età e anche avanti, a trasformare ancora una volta i sogni in desideri e da desideri in progetti di vita, quello che la stessa Virginia ormai all'università sta realizzando la propria vita e che costantemente mi dà notizie. Giuliana, invece tu cosa hai imparato in tutti questi anni dai ragazzi di cui vi siete presi cura e vi continuate a prendere cura? Io ho imparato molto dalle mamme che incontro. Mi hanno insegnato che cos'è amare, volere bene, che cos'è seguire i ragazzi anche quando li vedi sbagliare, anche quando non hai tante possibilità. Dai ragazzi ogni giorno impariamo sempre, sicuramente la capacità di perdonare, la capacità di credere alla pace e di credere al cambiamento. E poi il nostro lavoro raccoglie anche tante lacrime, tanto dolore, tante domande a cui anche noi non sappiamo dare risposta, per cui non raccogliamo soltanto la potenza che ha un giovane, ma raccogliamo anche la sofferenza, anche quando li andiamo a trovare in carcere. Insomma, c'è anche un bagaglio di sofferenza che è giusto ascoltare e che domanda e interroga sempre le nostre vite. Grazie Giuliana Giannino, Presidente dell'Associazione Talita Cum, da 18 anni, lo abbiamo detto, presente nel quartiere di Librino di Catania. Grazie anche a Marco Pappalardo, che è il direttore dell'ufficio regionale della pastorale scolastica della CESI. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui, alla prossima.